un piccolo passaggio su Lorenzo Insigne. Non possiamo fare un piccolo passaggio su Lorenzo Insigne che ha rescisso il contratto col Toronto, è tornato in Italia, adesso ha detto che si andava a fare le vacanze, si andava a riposare e attendeva che chiaramente succedesse qualcosa. Questo fuggi degli italiani, chiamiamolo così, dall'estero per tornare in Italia e tornare magari a giocare, è dovuto soprattutto naturalmente al mondiale che ci sarà l'anno prossimo. La scelta di Insigne va proprio in quella direzione. Secondo me lui non si è mai totalmente ambientato a Toronto, ha sempre avuto problemi di ambientamento proprio in generale, secondo me sia nella città, sia con la gente, sia con i tifosi. Non è mai scoccata quella scintilla che gli poteva permettere comunque di giocare veramente con una sola gamba, probabilmente a Toronto, perché voglio poi al netto di quello che noi vogliamo pensare di Insigne, che molti di noi l'hanno, tra virgolette, sempre sottovalutato, secondo me, sempre un po' odiato, semplicemente perché è napoletano e giocava nel Napoli e quindi gli rompevamo veramente i coglioni. Insigne è stato ed è comunque tuttora un giocatore di un determinato livello, un giocatore che non è un fuoriclasse, e siamo tutti d'accordo, ma non è nemmeno un ottimo giocatore, è un gran bel giocatore. Secondo me è quello che io considero comunque una sorta di, tra virgolette, campione.